Affettuoso saluto al ministro Provenzano, a Pietro e a Vanessa per questa campagna elettorale che sicuramente, come diceva il ministro, è una campagna elettorale difficile per tante ragioni, per l'emergenza Covid che non è ancora finita, per questo lockdown pesante che abbiamo attraversato questa primavera. Si è parlato di distanziamento sociale anziché di distanziamento fisico. Ecco perché, nonostante le prudenze e le attenzioni che dobbiamo avere, non dobbiamo rinunciare alla nostra socialità, non dobbiamo rinunciare a far politica assieme, perché come si diceva prima questa regione, questo territorio ha tanto bisogno di politica, ha tanto bisogno di buona politica. Ecco perché in questa campagna elettorale difficile è bello sentire anche delle proposte così importanti e anche di non rinunciare a raccontare che la regione in questi anni, in questi lunghi anni, è stata amministrata veramente raccontando tante fake news, raccontando tante bugie. E lo diceva prima il ministro Provenzano, non solo non si è fatto nulla, pensate al trasporto pubblico locale, pensate alla banale cosa che un aeroporto come quello di Venezia, che è un aeroporto strategico per il nostro territorio, perché questa è la regione, il Veneto, con la più alta affluenza turistica d'Italia. Ed è una regione dove non c'è ancora un collegamento di metropolitana di superficie dall'aeroporto alle grandi città importanti come Padova, Venezia e tutte le belle Verona, le belle città che abbiamo in Veneto. Quando nelle altre regioni hanno realizzato queste infrastrutture ecologiche, ma anche di grande qualità per valorizzare un aspetto importante della nostra economia, che è il turismo, ma il turismo ecologico, il turismo buono, il turismo di qualità. Se tu devi andare in aeroporto oggi, l'unica soluzione è la macchina o un pullman che passa ogni... Ecco, questo è il senso di una regione che ha fallito nella gestione rispetto alle proprie competenze. Pensiamo alle strade. Ecco, la Regione Veneto, e nessuno lo dice, ha ceduto all'ANAS 700 km, più di 700 km di strade regionali perché non riesce a gestirle. Allora, mi volete dire che uno come Zaia, che ha ottenuto un grande consenso politico parlando di autonomia, che vorrebbe avere ancora più materie di quelle che ha e non riesce a gestire manco le materie che dovrebbe gestire, cioè le strade, le infrastrutture, i trasporti, la sanità, dove abbiamo un problema enorme nella Bassa Padovana. L'ospedale, non si riesce a realizzare un ospedale per le patologie no Covid e c'è un'intera popolazione della Bassa Padovana, nonostante le proteste dei tanti sindaci, soprattutto del Partito Democratico, che io voglio qui ringraziare, non si riesce a risolvere un problema che banalmente è facilmente risolvibile. Qui abbiamo il segretario provinciale Vittorio Ivis che conosce bene e che è stato protagonista anche, che è protagonista di quella battaglia. E poi, come diceva giustamente per Provenzano, qui si rappresenta una Lega buona, una Lega più liberale, una Lega più moderata. Ecco, quando lo stesso Salvini, ve lo ricordate l'anno scorso, ha dato il patrocinio ad un convegno internazionale chiamato delle famiglie, ma in realtà era contro la famiglia, un convegno oscurantista, omofobo, razzista, dove il governatore Zaia ha dato il patrocinio ad un convegno che era contro le donne, che era contro la comunità LGBT, che era contro la modernizzazione invece e i diritti civili che devono riguardare tutti. Una regione così bella, così che si affaccia all'Europa, non può essere governata da una giunta, da un governatore che dà il patrocinio ad un convegno così vergognoso. E a proposito anche di donne, io sono contento che ci sia ovviamente Vanessa, che è una donna coraggiosa, che sa abbinare la competenza politica alla passione politica, e per questo la ringrazio. Pietro, un ragazzo giovane che si è messo in gioco e che si sta spendendo anche per dare voce anche ai più giovani che molte volte non vanno a votare in queste competizioni.
E devo ringraziare in particolar modo il ministro Provenzano perché ha avuto il coraggio, con un gesto simbolico, di rifiutarsi a partecipare ad un convegno dove i relatori erano solo uomini. Questo è un gesto che veramente è da apprezzare, perché un partito che si dice democratico, un partito della sinistra, non può essere un partito della sinistra se non pratica la parità, se non pratica i diritti, se non pratica l'inclusione sociale. Ecco perché, come dire, la giornata di oggi e quello che anche abbiamo detto è un fatto prezioso per continuare, per cercare noi stessi, a partire da noi stessi, di essere stimolati per una buona politica. Non ci dobbiamo arrendere alle fake news, non ci dobbiamo arrendere a un bravo comunicatore che incanta i serpenti, dobbiamo continuare a far politica denunciando le cose che non funzionano e cercando di proporre appunto le buone pratiche e le cose migliori per il nostro territorio. Per cui grazie ancora per questa giornata.